caos calmo, idee poche ma confuse. La corsa per la poltrona di governatore veneto è un rompicapo per il partito degli anzi, il centrodestra, anzi, il polo centrista, quello che potrebbe sostenere Luca Zaia, anzi, potrebbe appoggiare il suo peggior nemico, Flavio Tosi. Anzi no, si prepara a presentare un proprio candidato. Strategie diverse, anzi, opposte e inconciliabili, sicuramente poco comprensibili. Tutto ruota attorno al perno della Lega Nord, dove le certezze traballano con un sisma politico intenso e potenzialmente distruttivo. I titani veneti, Luca Zaia e Flavio Tosi, si fanno la guerra e l'area popolare sta a guardare che succede, chi vince la zuffa. Se il match va a Tosi, allora si fa come dice lui. Nella corsa per la presidenza della Regione Veneto la Lega balla da sola e i centristi restano con la scopa in mano. In tal caso devono trovare un loro candidato, da una rosa di nomi ancora oscura e segreta come la pozione di Harry Potter. Noi faremo il nostro candidato, la nostra aggregazione per dire ai veneti anche le nostre posizioni in maniera seria e concreta. I moderati, i liberali, i riformatori veneti, siamo noi di Forza Italia, cercheremo un'ampia coalizione per far vincere questi valori e questi progetti. A noi oggi compete fare il nostro programma per il Veneto, che ha bisogno di lavoro, che ha bisogno di crescita, che ha bisogno di economia. Ma c'è un'altra ipotesi: se nella Lega vince Zaia, perde Tosi, e allora ci sono due possibilità. E la prima ha dell'incredibile. L'area popolare potrebbe candidare a governatore proprio il segretario nazionale della Liga Veneta, che in caso di rottura col Carroccio ne diverrebbe il peggior nemico. Il paradosso è questo: Tosi vuole che la Lega non sia lei con Forza Italia ed NCD, ma se il suo modello non prevale, si candiderebbe con Forza Italia ed NCD. Possibile? Per lui forse no, ma per l'UDC forse sì. È chiaro che se qualcuno rompe un percorso seguito fino ad oggi all'interno del proprio partito si aprono le strade diverse. Ma c'è un'altra possibilità: appoggiare Luca Zaia. Se infatti nella Lega prevale il diktat del governatore uscente, sarà lui a decidere liste, candidati ed alleanze, e in tal caso potrebbe aprire le porte a Forza Italia, ma difficilmente all'NCD, a cui è allergico anche Matteo Salvini. Questo lo dice la Lega, ma chi glielo dice al nuovo centrodestra, che aspetta ancora di parlare col Carroccio? Quando avranno finito di fare le loro liti, parleremo anche del Veneto del futuro, intanto pensiamo al nostro Veneto del futuro.